Eder. Mech. Pallister. L'analisi delle circostanze che avvolgono la scomparsa e la successiva morte di Antonella Di Massa e Liliana Resinovic rivela un intreccio di misteri che sembrano danzare insieme, sfidando la casualità con una serie di analogie inquietanti. L'assenza di documenti personali e denaro, il ritrovamento vicino a sacchi neri, le ecchimosi e le lesioni sospette, e la discrepanza temporale tra scomparsa e ritrovamento del corpo sono elementi che sembrano tracciare un percorso criminale con somiglianze troppo precise per essere considerate mere coincidenze. Il teatro del mistero, scomparse e ritrovamenti. Antonella Di Massa e Liliana Resinovic condividono la tragica sorte di essere scomparse senza lasciare tracce, per poi essere ritrovate morte in luoghi che paiono custodire più segreti di quanti ne svelino. La scomparsa di Liliana il 14 dicembre 2021 e il ritrovamento nel gennaio successivo, insieme a quella di Antonella, svanita nel febbraio del 2024 e ritrovata appena 11 giorni dopo, pongono il focus su un intervallo temporale che oscilla tra l'immediato e il prolungato. Il fatto che i corpi non mostrassero segni compatibili con il periodo di esposizione previsto solleva interrogativi sulla dinamica degli eventi che hanno condotto alla loro morte. Sacchi neri e segni occulti. Il ritrovamento dei corpi vicino o avvolti in sacchi neri simboleggia un tentativo di nascondere o forse di comunicare, un dettaglio che diventa un filo conduttore tra i due casi. Questo elemento, unitamente alle ecchimosi e lesioni riscontrate sui corpi, evoca scenari di violenza che le indagini ancora faticano a decifrare. L'uso dei sacchi potrebbe suggerire un tentativo di preservazione o di occultamento, una sorta di firma lasciata dall'artefice di questi atti. Il silenzio dei documenti. L'assenza di documenti personali e di oggetti personali significativi, come la fede nuziale nel caso di Liliana, apre una finestra su un possibile scenario in cui gli autori hanno voluto cancellare l'identità delle vittime o forse confondere le tracce. Questa mancanza parla di un'organizzazione e di un'intenzionalità che va oltre l'atto impulsivo, suggerendo una premeditazione che inquieta. Un'analisi maniacale. Le similitudini tra i casi di Antonella Di Massa e Liliana Resinovic invitano a un'analisi quasi maniacale delle circostanze, cercando nei dettagli più minuti quella chiave che possa svelare l'arcano. Gli interrogativi che emergono sono numerosi: si tratta di un unico artefice o di emulazione? Qual è il significato dei sacchi neri e delle lesioni? C'è una connessione diretta tra le vittime oltre alle somiglianze nelle circostanze della loro scomparsa e morte? Questa analisi, pur non potendo fornire risposte definitive, cerca di tessere insieme i fili di due tragedie, illuminando somiglianze che potrebbero non essere semplici coincidenze. La speranza è che, attraverso un'indagine approfondita e un'attenzione maniacale ai dettagli, possano emergere la verità e la giustizia per Antonella Di Massa e Liliana Resinovic. La loro memoria merita risposte, e le somiglianze tra i loro casi potrebbero essere la chiave per scovare chi si nasconde dietro questi atti di inaudita crudeltà. I funerali di Antonella Di Massa si sono svolti domenica 3 marzo a Casamicciola, presso la chiesa dei Padri Passionisti, testimoniando la grande partecipazione di familiari, amici e cittadini, compreso il marito, le 2 figlie e varie autorità locali. La cerimonia è stata caratterizzata da un profondo senso di comunità e lutto, con un'imponente presenza che ha voluto rendere omaggio alla 51enne. Il luogo del ritrovamento del corpo di Antonella, un frutteto a Succhivo, è stato sigillato dalle forze dell'ordine, che hanno condotto le ricerche dopo la sua scomparsa. La donna, vista viva l'ultima volta proprio a Succhivo, è stata poi ritrovata senza vita il 28 febbraio, generando numerosi interrogativi sulla sua scomparsa e sulla successiva morte. Dopo le esequie, la volontà della famiglia ha portato alla cremazione della salma, un dettaglio che sottolinea scelte personali e familiari in momenti di profondo dolore. Questo atto è seguito da una nuova autopsia, condotta a Napoli il 1 marzo, la cui attesa degli esiti aggiunge un ulteriore strato di attesa e speranza per chiarimenti sulla tragica fine di Antonella. L'ipotesi di suicidio, avanzata dagli inquirenti, apre spazi di riflessione sulla vita privata di Antonella e sulle circostanze che hanno portato alla sua scomparsa. La comunità, unita nel dolore, cerca risposte, sperando di trovare pace e giustizia per Antonella e i suoi cari. In contrasto, il corpo di Liliana, menzionato in relazione al caso, non è stato cremato, aprendo la via a ulteriori indagini e autopsie. Questa diversità di trattamento post-mortem tra i 2 casi solleva questioni delicate e complesse, che potrebbero influenzare le indagini e le percezioni pubbliche degli eventi.
In sintesi, la comunità di Casamicciola e tutti coloro toccati dalla storia di Antonella Di Massa vivono giorni di profondo interrogativo e lutto, in attesa che la verità emerga dalle ombre della tragedia. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.